Sono Giorgia. Io sono Silvia. E questa sera siamo qui al Caffè Vero di Vicenza e per la tappa appunto di Miss Blumare. Vi aspettiamo in tanti e a dopo. Ed è proprio qui, in questa terrazza, dove tutte le Miss sfiliranno e saremo pronte quindi per la serata di Miss Blumare. Venite a vederci, ci siamo anche noi e saluti! Ospiti, buonasera e benvenuti alla terza selezione per la Regione Veneto del concorso Miss Blumare. È giunto il momento di iniziare questa serata dedicata alla bellezza tutta al femminile. E accogliamo quindi con un caloroso applauso la nostra presentatrice della serata, la bellissima Carlotta Aldighieri. Buonasera signore e signori, buonasera e benvenuti a questa terza tappa di Miss Blumare Veneto. Bene, quest'anno Miss Blumare compie 10 anni, siamo al 10° anniversario di questo concorso nazionale. Il concorso nasce a Thiene, quindi qui nella provincia di Vicenza, e si espande poi in tutta Italia. La finale si disputerà nel mese di ottobre in Crociera. Infatti il nostro sponsor principale è MSC Crociere. Direi di iniziare con il ringraziare quelli che sono gli sponsor di questa serata, ovvero della serata Miss Caffè Vero. Come primo sponsor ringrazio il Caffè Vero House, ovvero questa bellissima location dove questa sera noi stiamo dando vita a questo evento. Poi ringrazio Blue Blood Milano Gioielli, che dopo vedremo scrivere, Beauty Salon di Vicenza, che ha acconciato le nostre bellissime ragazze, Everline Center di Vicenza, altro sponsor di parrucchieri che si è occupato dell'acconciare le nostre ragazze, SN Parrucchieri di Alta Villa Vicentina, Fioreria Fiori di Vera di Vicenza,
che si è occupata di omaggiarci di bellissimi fiori con i quali premieremo le nostre ragazze, e Termoidraulica Raniero di Motta di Costa Bissara e Ottica Padrin di Vicenza, che vedremo sfilare dopo per una prova tecnica. Bene, detti gli sponsor di questa serata, passerei a ringraziare quelli che sono gli sponsor nazionali, ovvero che ci accompagnano in ogni singola tappa e che poi vedremo soprattutto nella finale nazionale. Iniziamo con Inco Benessere e Bellezza, MSC Crociere, Form di Castelgomberto, azienda di stampaggio lamiere, Ilaria Melli Gioielli, Euro New Pack Imballaggi e Atelier De Anna Biagi. Organizzazione a cura Studio Immagine e Agenzia di Comunicazione ITN e Pachamama Agenzia di Viaggi. Iniziamo ora a presentarvi la coreografa della serata, Marta Frizzo. Ciao Marta, benvenuta. Buonasera a tutti, spero vi divertiate, le ragazze sono pronte e spero siano all'altezza della situazione. Ho percepito un po' di tensione dietro le quinte, come stanno vivendo le nostre ragazze questa serata? Le ragazze sono agitate, sentono l'emozione di una serata importante, però vedrete che faranno del loro meglio. Voi, mi raccomando, aiutatele con degli applausi e dei sorrisi, perché alcune sono alle prime armi e alcune sono magari più preparate. Grazie mille, allora noi ci rivedremo dopo per i ringraziamenti finali. Chiamo qui con me uno dei rappresentanti più importanti dello staff Studio Immagine, colui che è l'organizzatore nazionale, Luca Dalmaso. Pronto? Sì. Grazie Carlotta, sempre più bella, complimenti. Bene, io volevo solo fare un saluto veloce a tutti voi che siete intervenuti questa sera. Ringrazio gli sponsor nazionali presenti, Fomec di Castelgomberto, Ilaria Melli Gioielli. Questa è una selezione della regione Veneto. La prima classificata di questa sera andrà direttamente in finale regionale che si terrà a settembre. Da lì si azzereranno tutti i punteggi ottenuti dalle nostre ragazze e le prime 5 classificate accederanno alla finale nazionale che si terrà dall'1 all'8 ottobre su MSC Preziosa e toccherà le più belle capitali del nord. Una crociera che partirà da Amburgo, toccherà Parigi, Londra, Amsterdam, Bruges e ne torneremo da Amburgo. Durante questa settimana le ragazze saranno sottoposte a varie prove tecniche, saranno valutate sul portamento, sul fisico, sulla fotogenia, sul viso e tante altre cose ancora. Si metterà in scena un grandissimo spettacolo proprio a livello cinematografico nel Gran Teatro della Nave e la Miss Blue Mare di quest'anno vincerà parecchi premi, tra cui anche qualche contratto TV e qualche anche bel premio a livello, diciamo, gioielli e quant'altro. Ho scelto MSC come partner perché ad oggi è il leader mondiale delle crociere. Se non mi dilungo ulteriormente, spero che vi divertiate. Le ragazze sono molto cariche, però anche molto tese. Mi raccomando, fate molti applausi e incoraggiatele. Buona serata a tutti. Grazie mille Luca. E per concludere voglio chiamare qui una donna che veramente forse oggi è stata proprio l'anima del backstage, la coordinatrice del backstage e anche la coorganizzatrice di questa serata, Nives Dalla Pozza. Buonasera a tutti, siete un bel pubblico, io porto il portavoce dei miei colleghi, abbiamo fatto il massimo, abbiamo portato delle bellissime ragazze e sarà una bellissima serata, grazie. Grazie mille Nives. Entriamo ora nel vivo della serata. Giudici, penne alla mano. Il criterio di valutazione sarà il criterio fisico. E dunque, signori e signori, la giuria. Fiorella Fantin, stylist. Elena Rostello, rappresentante di Blue Blood Milano. Mara, che è una tricologa. Stefano Tuppello, sponsor nazionale di Ilaria Melli Gioielli, colui che mi ha anche introdotta. Nazareno Bortoletto, Barbara Bort Makeup. Dottoressa Daniela Bottene, commercialista. Anna Dalmaso, che è estetista e vincitrice della fascia nazionale Miss Blue Mare Teenager.
e vada ad accomodarsi anche lei al tavolo della giuria. Vera Zivkovic, fiorista per i fiori di Vera. Stefania Gaiotto, stylist, centro benessere, armonia dei sensi. Dottoressa Antonella Marangoni, responsabile export, azienda Orafa. Mira Pozzato, regista cinematografica. Ora che la giuria è al completo, direi di iniziare a presentarvi le nostre ragazze. Iniziamo con la numero 1, Irene Carollo. Numero 2, Giorgia Toaldo. Numero 3, Silvia Fortuna. Numero 4, Lisa Manente. Numero 5, Giulia Marzotto. Numero 6, Maria Zanellato. Numero 7, Pamela Grosso. Questa è una prima passerella di presentazione, poi le conosceremo una ad una. Numero 8, Adriana Torneo. Numero 9, Asia Genovese. E numero 10, Valentina Rossiello. Eccole che giungono le ultime. Numero 1. Sono appassionata di arredamenti e per questo aspiro di diventare un interior designer. Grazie mille Irene. A te la passerella. Numero 2, Giorgia Toaldo. Buonasera a tutti, mi chiamo Giorgia, ho 19 anni, vengo da Sant'Etermio in provincia di Padova, oggi mi sono diplomata e nel futuro aspiro a poter lavorare nel mondo della moda. Grazie Giorgia, anche per te un bel giro di passerella. Numero 3, Silvia Fortuna. Buonasera a tutti, io sono Silvia, ho 19 anni e vengo da Vicenza e sono una studentessa nel settore del sociale. Tutti, sono Lisa Manente, ho 17 anni e studio al liceo economico sociale.
5, Giulia Marzotto. Buonasera a tutti, sono Giulia Marzotto, 25 anni e vengo da Rosignano, un paese in provincia di Vicenza. Sono laureata in comunicazione grafica e multimediale e attualmente lavoro nel ramo del marketing. Grazie Giulia. Numero 6, Maria Zanellato. Buonasera a tutti, mi chiamo Maria, ho 20 anni e studio lingue straniere e vengo da Verona. Grazie, a te la passerella. Buonasera a tutti, mi chiamo Pamela Brotto, ho 19 anni e oggi ho preso il diploma presso l'Istituto Alberghiero di Ricordo Terme. Bravissima, grazie. Numero 8, Adriana Fornea. Buonasera a tutti, mi chiamo Adriana Fornea, ho 18 anni e vengo da Conselve in provincia di Padova. Attualmente sto frequentando l'ultimo anno del liceo scientifico e il mio sogno è quello di diventare un bravo medico, ma perché no, avere anche la possibilità di lavorare in questo bellissimo mondo che è quello della moda. Benissimo, grazie. Numero 9, Asia Genovese. Buonasera a tutti, mi chiamo Asia Genovese, sono di Mestre, ho 16 anni e studio lingue. Grazie Asia, a te la passerella. Numero 10, Valentina Rossiello. Buonasera a tutti, mi chiamo Valentina Rossiello, ho 19 anni e faccio la parrucchiera. Grazie. Signore e signori, solitamente io quando presento ho sempre un accompagnatore, un balletto, un co-presentatore. A voi, Davide! Sei emozionato? Un pochino sì, non devo negarlo. Comunque buonasera a tutti quanti, mi chiamo Davide Bertacco. E tu mi accompagnerai durante questa serata e quindi stai qui con me, che adesso andiamo a presentare coloro che si sono occupati di truccare e pettinare le nostre bellissime ragazze. Beauty Salon Nives Dalla Pozza, con Nives Dalla Pozza e il suo staff. Dominique e Rosy e Michela. Nives, vuoi fare un secondo saluto a tutto il nostro pubblico? Sono felicissima di essere qui per il secondo anno e spero di ritornarci ancora. Grazie a tutti. Grazie Nives
grazie a tutto il tuo meraviglioso staff. Bene, chiamo ora qui lo staff del salone Everline Center. Voi eravate di qua, salutate il nostro pubblico. Grazie a voi, grazie a voi. SN Parrucchieri. Il titolare è andato a nascondersi, non ama il pubblico. Allora ragazze, do a voi in mano il microfono e salutate voi il pubblico. Buonasera a tutti. Basta. Grazie ragazze. E per concludere il salone L'Ideale. Grazie a tutti, buona serata. Grazie mille. E per quanto riguarda il make-up, Valentina P. Dove sei Valentina? Ti vedevo sorridere qua. Ecco qua, un raggio di sole. Da sola ti sei occupata del make-up di 10 ragazze. È stato impegnativo ma anche molto divertente, grazie a tutti per essere qui questa sera. Grazie. Grazie a te, meravigliosa. Il vostro criterio di valutazione sarà il viso e il portamento nel portare gli occhiali da sole dello sponsor, il quale ci ha fornito i pezzi più prestigiosi, più belli e più all'avanguardia della loro collezione. Per il momento. E meritano veramente, e quindi sono felice di partecipare questa sera a questa stupenda serata. Il posto veramente merita, le persone anche, perché vedo che c'è molta partecipazione e siamo felici di essere qui veramente. E anche il titolare del marchio, che è Christian, e della ditta Rosa Croce, che rappresenta il marchio Blue Blood Milano. Felice veramente che ci sia stata questa possibilità con voi, e complimenti per la presentatrice. Grazie mille, troppo gentile. Beh, questa sera sei anche qui in veste di giurata, quindi hai un compito veramente arduo. Dico un compito difficile perché le ragazze sono belle, però dai, ce la mettiamo tutta perché sia una cosa fatta bene e che quindi riesca bene il tutto. Grazie mille Elena e grazie mille a Blue Blood Milano. Siamo pronti per accogliere le nostre ragazze vestite in abito elegante. Il criterio di valutazione sarà il portamento e l'eleganza della concorrente anche nella scelta dell'abito.
Gren Carollo. Giorgia Toaldo ha 19 anni, ha la passione della danza e oggi si è diplomata. Numero 3, Silvia Fortuna. Numero 4, Lisa Manente. Numero 5, Giulia Mazzotto. Numero 6, Maria Zanellato. Numero 7, Pamela Grotto. Numero 8, Adriana Tornea. Numero 9, Asia Genovese. Valentina Rossiello. E si conclude così la valutazione della sfilata elegante. Bene, sì, siamo arrivati alla conclusione e siamo arrivati al momento più bello. Accogliamo queste ragazze che adesso saranno più agitate che mai perché a breve scopriranno qual è il verdetto della serata. Bellissimi e sorridenti questa sera hanno avuto un compito bello arduo nello scegliere la vincitrice di questa terza tappa di Miss Plumare Veneto. Iniziamo ora con la quinta classificata. Fascia Miss Estate 2017 Award Partner, il negozio Fiori di Vera di Vicenza, premia la titolare Vera Zivkovic. Premio un bouquet di fiori offerto dal negozio I Fiori di Vera. Vince la Miss e ha numero 5.
Argentina. Premiano i titolari dei negozi SM Parrucchieri e Everline, quindi Vicky e il signor Simone. Vince Giorgia Toaldo. Più calde, la terza classificata, fascia Miss Beauty Salon 2017, partner il negozio Beauty Salon di Vicenza, premia la nostra titolare Nives Dalla Pozza. La Miss numero 10, Valentina. Un applauso. Bene, manca solo uno scalino al podio. Chiamo qui con me Elena Rostello, che sarà lei a premiare la seconda classificata. Miss Blue Blood Gioielli 2017, seconda classificata alla terza tappa veneta di Miss Blu Mare 2017, la numero 7, Pamela Grotto. Siamo arrivati al primo posto. Allora, chi secondo voi ha vinto? Un po' di numeri che poi domani vado a giocarli al Super Enalotto. Qualcuno ci ha azzeccato, qualcuno ha perso 51 milioni di euro, però vabbè dai. Premia il signor Cerza, di Miss Caffè Vero 2017. Premio è una coroncina offerta da Studio Immagine, un gioiello offerto da Blue Blood Milano e un bouquet di fiori offerto dal negozio Fiori di Vera. Miss Caffè Vero 2017, la concorrente numero 9, Ania De Rose. Per tutte le partecipanti comunque c'è un omaggio floreale che viene consegnato dal nostro Davide. Un bel applauso alle nostre ragazze che questa sera si sono messe in gioco e hanno partecipato. Sono tutte bellissime e spero di rivederle tutte alle prossime selezioni. Signori e signori, io vi ringrazio